Bella a tutti ragazzi, bella di un nuovo video del Mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo primo video che uscirà penso verso le 7, 7 e mezza, io lo sto registrando alle 6 e mezza. Vabbè, in questo video andremo a parlare, come anticipato già in un vecchio video, di rinforzati o indeboliti di squadre estere. Allora, io direi di continuare questa serie con squadre inglesi, di continuare con squadre inglesi, poi ehm, spagnole, francesi e Lovaria, fino ad arrivare alle tedesche. Allora, partiamo subito dal Manchester City, club storico della Premier League. Allora, partiamo subito dagli acquisti. Allora, se vedete guardo fuori dalla telecamera perché io tengo il computer avanti dove mi dice tutti gli acquisti e cessioni perché non me li ricordo tutti. Allora, il primo, uno dei tanti acquisti che ha fatto il City, l'ha fatto dal Milan, era 54 milioni di euro, Tijani Reinders, centrocampista di molta qualità, che mi ricordo che Allegri, diciamo, uscì in un'intervista dove Allegri ribadì più volte, dice di farlo rimanere, che lui lo voleva far rimanere, però poi non ci sono riusciti. Poi abbiamo il terzino destro proveniente dal Wolverhampton, pagato circa 36 milioni di euro, che è Ryan Ainour, che di nazionalità metà algerina, metà francese. Se non sbaglio, la mamma è algerina e il padre è francese. Vabbè, poi abbiamo Ryan Cherki, calciatore francese di 21 anni, proveniente dall'Olympique Lyon, di Cannes, pagato circa 36,5 milioni di euro. Talento molto impressionante che l'anno scorso a Lyon ha fatto veramente, ma veramente bene, gran prestazioni. Poi abbiamo un portiere 22enne, proveniente dal Burnley, che il Manchester City aveva pagato 31 milioni. Il Manchester City aveva tipo una clausola di ricompra perché è stato venduto al Burnley dal City di tipo 3-4 anni, non mi ricordo. Ed è Jim Trafford, nazionalità inglese, partire molto promettente, può essere il titolare del City nei prossimi 4-5 anni. Poi abbiamo il miglior portiere al mondo che abbiamo tutt'oggi, pagato 30 milioni, è italiano, è stato pagato 30 milioni dal PSG, portiere 26enne, che è Gianluigi Donnarumma. Tra l'altro che Donnarumma, vi sarà un aneddoto, è nato a Sorrento se non sbaglio, a Castellammare, una tra Castellammare e Sorrento, quindi è paesana a me, forza Napoli sempre. Poi abbiamo Sverre Naipan, proveniente da Rosenborg, in Norvegia, infatti lui è norvegese, pagato 15 milioni di euro. Poi vi dico altri 2 o 3 acquisti e poi passiamo alle cessioni, perché se no il video dovrebbe durare tanto e non lo vorrei far durare tanto. Allora, abbiamo come mediano acquistato dal Como. Diciamo che non è proprio un acquisto, ma era andato in prestito al Como, quindi a giugno è ritornato.
a City, che è Massimo Perrone, nazionalità a metà argentina spagnola, e ha 22 anni. Poi abbiamo Jan Couto Dortmund, dal Borussia Dortmund, anche questo è un fine prestito che dovrebbe ritornare, no, è già ritornato, scusate, un calciatore 23, un esterno di destra, e ve l'ho detto, è un fine prestito. Poi abbiamo Marcus Bettinelli, nazionalità a metà inglese, come possiamo vedere dal nome, e, l'italianità italiana, come possiamo vedere dal cognome, ed è un portiere proveniente dal Chelsea, pagato 2,4 milioni. Ora passiamo alle cessioni. Allora, allora, Kevin De Bruyne io non lo conto perché diciamo che è stato, cioè, da giugno, diciamo poco prima, qualche settimana prima qualche settimana prima che il Napoli l'acquistava si è tra virgolette svincolato perché Manchester City non gli ha voluto rinnovare il contratto e diciamo è rimasto svincolato e poi qualche settimana dopo, scusate, è stato acquistato ufficialmente da Napoli, quindi non lo contiamo. Poi, vabbè, abbiamo la cessione di Ederson a Fenerbahce in Turchia, portiere 32enne, per 11 milioni. Poi abbiamo la cessione di Manuel Akanji, il difensore, in prestito. La spesa di prestito è da 1 milione di euro all'Inter. Poi abbiamo Kyle Walker, che se non ricordo male è stato trasferito in prestito al Burnley. Poi abbiamo Jack Grealish, che anche lui è stato trasferito in prestito, però all'Everton. Poi abbiamo Scott Carson, che è stato svincolato. Poi Jumaba è stato venduto in prestito a Nizza. Poi McAtee è stato venduto a Nottingham Forest per 25,5 milioni di euro. Poi abbiamo anche Isaac Cabore, è stato venduto in prestito al Wrexham, non riesco mai a pronunciarlo sto nome, che questa squadra era tutto oggi gioca in Championship. Poi ovviamente stanno a volte valanghe di prestiti e roba varia. Bene, ragazzi, grazie a tutti per la visione, vi ringrazio di aver guardato questo video e vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao!